Victoria Osagie, 34 anni. È stata uccisa dal marito all'interno della propria abitazione a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia. Dall'Ospì CGIL, che in un video ricorda i 10 femminicidi del 2021 in Veneto, alla Polizia di Stato. E poi incontri, testimonianze, corsi di formazione. Sono tante le iniziative promosse dai comuni veneziani in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A partire dalla maratona di solidarietà organizzata dall'Associazione Mestre Mia con la partecipazione di personalità della cultura, della politica e del giornalismo. Incredibile che nel 2021 siamo ancora qui a dover raccontare quanto sia ignobile chi soltanto sfiora o tocca una donna. Ignobile e vigliacco chi pensa di fare del male alle donne. Si tratta di occasioni che aiutano a riportare l'attenzione su un fenomeno che nonostante tutto non accenna a diminuire e a dare informazioni utili per affrontare le situazioni di difficoltà. Le donne vittime di reati di genere, secondo le segnalazioni raccolte dalle divisioni anticrimine delle questure, sono 89 al giorno in tutta Italia. Nel 62% dei casi si tratta di maltrattamenti in famiglia. La violenza contro le donne è una piaga sociale, i dati sono allarmanti e c'è un aumento esponenziale delle vittime di violenza. Si parla di un femminicidio ogni 3 giorni. Questo allora porta noi come istituzioni a non abbassare la guardia. La lotta alla violenza contro le donne è una responsabilità di tutti noi. In particolare abbiamo la fortuna nel nostro territorio di avere un grande centro antiviolenza. Lavoriamo tutti insieme, veramente culturalmente, per spiegare che la violenza sulle donne è una violenza contro il futuro di tutti.